le stalle qua. Da Radio Padania Libera, alla Ricozzeni, ritorna a voi nella trasmissione Lombardia Amore Mio, ideata da Claudio Merli, che conduco con entusiasmo da ben 10 anni. Saluto tutte le affezionate ascoltatrici e senza tanti commenti inizio la trasmissione con questa bella poesia, Anche dopo, di Marco Candiani, che descrive con maestria e recita con un sottofondo di Bach. Prego. Allora, di Francesca Giussani leggerò
la poesia dal titolo Boraria. Ha una telefonata, benissimo, allora sentiamo la telefonata. Prego, chi parla? Ciao Enrico. Oh, la Carla. Ah. Prima, è arrivata prima la Carla. Ah sì, mi fa piacere, apro la pista. Grazie. Grazie Enrico di essere ritornato. Grazie a te, grazie al nostro Claudio, grazie di sentire le vostre voci. Grazie a Roberto. Grazie a Roberto. Guarda che ti ha già salutato Roberto, ha fatto ciao con la mano. E grazie a chi ci aiuta a comunicare con voi, sempre molto gentili e molto disponibili. Grazie davvero. Grazie anche alla Carla che telefona sempre. Ci mancherebbe. Posso rinunciare a telefonare a te? Quando lo faccio è proprio perché ho avuto degli imprevisti. Ad ogni modo è un piacere di sentirvi, le tue poesie, la bella voce che noi abbiamo di Claudio e questa atmosfera così nostra, ecco, sì. Così particolare. Familiare. Genuina. Giusto, trova tu gli aggettivi adatti, perché io sono un po' emozionata e non sempre mi arrivano dal cuore. Va bene. Alla bocca, diciamo così. Va bene, ti abbraccio. Ciao Carla, abbraccio grazie. Tutti gli ascoltatori, quelli che ti sono affezionati e anche quelli no, ma non credo ce ne siano, guarda. Ci vogliamo tutti bene. Grazie. Ciao Carla, ciao. Un'altra telefonata. Pronto? Sì. Sono Erminia. Va bene, dimmi pure. Ciao. Io sono commossa, come al solito, esatto. E ti abbraccio e sono contenta. Sono contentissima. Benissimo. Va bene? Grazie. Un abbraccio, ciao. Ciao Erminia. Benissimo, a questo punto io inizio a leggere delle poesie. Ho già detto di Francesca Giussano Inalgo, Boraria. Però devo spiegare dal glossario le parole un po' difficili che magari non milanesi non le percepiscono. Allora, scheia significherebbe scheggia, scud, appagare, balcà, attenuare, burnish è una brace, brasa è una brace ancora, scos, grembo, guarnà, riporre, ninà, cullare e cresp, rug. Ed adesso inizio la poesia. Boraria vers la luce, pescerlì el to senté, una schede su per l'ustraito speranza. Boraria vers radis, per fundà in la tua terra, una fresca d'acquada per scud la tua sete. Boraria vers l'umbria, per balcalto sedur, la bornis e la brasa che scalda i tonot. Boraria vers scos per guarnai to germöi, un violin, una canzun per in alto silenzi. Boraria vers la paz, per quietai to perché, e avec dit faderàs per scancellai to cresp, che caresse pensier, a moins que come ieri. E sentiamo di Claudio Merli una melodia. Prima però sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto Enrico, buongiorno. Ida. Sì. Oh, indovinato. Bentornato. Grazie. E adesso Ida. sì, la domenica è completa. Prima mancava proprio la tua trasmissione, credimi. Boh, non so. Va bene, comunque ho piacere di averti sentito. Sì. Devi dire qualcosa? Sì, senti Enrico, io volevo dirti, siccome il mese scorso c'è stato il Ferragosto, no? Sì. Quel giorno lì si festeggiava anche il giorno dell'Assunta della Madonna, no? Sì, della Madonna. Ecco, io ho trovato un brano, non è una poesia, è una cosa particolare che è dedicata un po' a questa festa. Posso leggerlo? Prego, leggila. La mia più bella invenzione. La mia più bella invenzione, dice Dio, è mia madre. Mi mancava una mamma e l'ho fatta. Ho fatto mia madre prima che ella facesse me. Ora sono veramente un uomo come tutti gli uomini. Non ho più nulla da invidiare a loro, poiché ho una mamma, una vera. Mi mancava. Mia madre
Si chiama Maria, dice Dio. La sua anima è assolutamente pura e piena di grazia. Il suo corpo è vergine e pervaso da una luce tale che sulla terra mai mi sono stancato di guardarla, di ascoltarla, di ammirarla. È bella mia madre, tanto che lasciando gli splendori del cielo non mi sono trovato sperduto vicino a lei. So bene, dice Dio, cosa sia l'essere portato dagli angeli. Beh, non vale le braccia d'una mamma, credetemi. Dopo che io ero risalito verso il cielo, ella mi ha raggiunto con la sua anima e col suo corpo, direttamente. Non potevo fare diversamente, era necessario. Le dita che hanno toccato Dio non potevano immobilizzarsi, gli occhi che hanno contemplato Dio non potevano essere chiusi e le labbra che hanno baciato Dio non potevano irrigidirsi. Quel corpo purissimo che era dato un corpo a Dio non poteva marcire mescolato alla terra. Non ho potuto, non era possibile. Sono Dio, sono suo figlio. E poi, dice Dio, l'ho fatto anche per gli uomini miei fratelli, perché abbiano una mamma in cielo, una vera, una di loro, corpo ed anima, la mia. È bello? È bello, sì, però, scusami, Sì. non ti offendere, mi sta dicendo il regista, dobbiamo tenere certi tempi, bisogna trovare delle poesie appena un po' più corte, se è possibile. E lo so. Ecco, no, ma comunque bellissima, ma sai, i tempi sono quasi 50 minuti che devo fare la trasmissione, non ti offendere. Hai ragione, hai ragione. Io ti ringrazio perché... Io ho pensato, è tanto bella che... Ma certo, ma è bellissima e sai recitarla molto bene. Ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo nelle prossime settimane. Va bene, grazie e riprendiamo la trasmissione con la canzone di Claudio Merli, Una melodia. Il vento
cominciò a fremere sull'erba con toni bassi e minacciosi. Scagliò la sua minaccia contro la terra, la sua sfida al cielo. Le foglie si staccarono dagli alberi e si dispersero lontano. La polvere si sollevò improvvisa e cancellò la strada. Corsero i carri sulle strade, lento proruppe il tuono, il lampo mostrò un becco giallo e poi un livido artiglio. Gli uccelli sbarrarono i nidi, gli armenti fuggirono dalle stalle, cadde una goccia di pioggia gigante e poi fu come se le mani che stringevano le dighe lasciassero la presa. L'acqua inondò il cielo, ma evitò la casa di mio padre, sradicò soltanto un albero. E sentiamo della Millì Vento del Nord. Vento del nord, non sbattere le imposte, non senti come fai tremare i vetri alle finestre. Io veglio qui dove il mio amore pian piano sta morendo. Ti prego di sentire il suo respiro lieve. Addio campi, addio colline verdi, addio carezze, baci fino a tardi, addio risate sulle spiagge bionde e giuramenti al filo delle onde. Ed ora che non ho più te, mi soffoca il rimpianto, l'estate non ritrovo più, mi perdo nell'inverno. Verso una sponda che non c'è, volo come un gabbiano, ed ogni giorno sempre più da terra m'allontano. Addio campi, addio colline verdi, addio carezze, baci fino a tardi, addio risate. Chi vuol mettersi in contatto con Radio Padania Libera, faccialo 02 66 20 35 29. Dunque, di Giuseppe Margorani, un amico, leggo dal libro Pensier e Storie la poesia dal titolo Hier, in que, demain. Un gran much de memorie resta in sui pagine gialde cariolenti del liber consumà che gemin del sore del nostro mente, con polvere e ranier. Questo nel nostro ieri. L'inque è il gran moment fa de ore, de minute, quel de vive, de sfruttare de quasi tutto, perché è anche il domani, nebbia, speranza, son, dubbi, paura, domande senza risposta. C'è però che è una roba sola, ben sicura. E questo va interpretato. Sentiamo di Passerini, Antichi ricordi.
Di Cesare Mainardi leggerò Di Man. Cammina in sue opere il vial e ad ogni passo sulla gera che scrissa par che muoron qualcosa, soffocata dal dolore. Di Man. Cammina in sue opere il vial e senza parlare se dice tutto quel che si indì, quanti volte, chi le sa. Anche ieri, l'altr'er, e l'inverno passà, e l'estate quell'anno, ti ricordi? Si dice in cui occhi e si cerca in cui man. Di man. In l'aria di settembre vola una foglia indurata dal su. La va a postarsi, teve da mo' sull'acqua della fontana. Poi la sprofonda. Ti chiama di lontano. Ma come si inscurta in giornata. E sentiamo natura. Brice, ahimè, ha una telefonata, prego. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Erminia di Lecco. Oh, ciao Erminia. Con piacere, benvenuto. Grazie. Ho voluto assaporare prima le tue poesie e la musica. Sì. Come ti sembrano? Prima di entrare a salutarti ho detto voglio ascoltarlo dopo tanto tempo. Va bene. Le poesie. Va bene. Ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori con piacere. Stanno assaporando prima di salutarti. Va bene, grazie Erminia, ciao, molto grazie gentile. A te, ciao, grazie, ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Vi stavo dicendo la musica, ecco, adesso la fa ascoltare il nostro regista. Prego.
Ora leggerò 2 mie poesie, sapete che sono un amante della montagna, e queste poesie dal titolo Imaginas e montagna la dedico a mia cognata Luciana, che purtroppo è mancata 4 mesi fa, mia compagna nelle escursioni. Dunque, Imaginas una val e là in fondo una scima. L'è il cantone indolcito par che arriva dal cielo e ti dà quella pace che non cerco de dentro. La seconda montagna è intitolata E son arrivato in cima, de sora d'un vacel, un vent furioso si fura dentro l'aria e un fresco naia il cor dentro in Dios. De sota un mar de nebul sgonfi me bombas me dan quell'illusione de vessere del mondo. Par quasi de trovas dinanzi al Padre Eterno e ti moro spetà de sta con lui in eterno. E sentiamo di un coro alpino La Valle. Un attimo che prima sentiamo la telefonata. Prego. Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Antonio. Sì. Come va? Insomma, si vivacchia. Si va avanti. Ha fatto un po' di vacanza? Sì, poco, molto poco quest'anno. Ma c'è una zona, io ho fatto una piccola vacanza lì da Genova a Ventimiglia, quella zona Ho lì. capito, sì. Sono molti milanesi lì, devo dire. Ah sì? E poi comunque sono gente anche brava proprio. Noi milanesi generalmente siamo bravi, L'unica cosa che vi Perché mica per niente dicono i milanesi col cuore in mano. Vero, questo è un esempio. L'unica cosa è che lì vi prendono un sacco di soldi. Comunque. Vabbè. No, diciamo poi ci sono anche turisti mitteleuropei, qualche inglese, bravissimi. Certo. Purtroppo qualche gangster rumeno, ma il mare è sempre bello comunque. Se si guarda il paesaggio appunto non Liguria rimane sempre. Va bene. Volevo dire una poesia d'estate. Prego, dillo. Un giorno d'estate, cristalli di luce del tuo sguardo, su acqua di mare. Un giorno d'estate, colori riflessi di raggi di sole, cristalli di luce, su acqua marina. Un giorno d'estate. Ecco, questo qui lo dedico a Duchessa di Cambridge. Te la ricordi sempre, Sì, perché è proprio per me un emblema. È un emblema di ragazza che dovrebbe essere, comunque ci sono anche altre ragazze carine. Però. Insomma. Comunque secondo me quello del resto piaceva anche a me, ma purtroppo ti devo lasciare a te. Comunque no, diciamo che per me è una raffigurazione di tipo di donna ideale, diciamo comunque anche le altre. Ci sono dei tratti del viso, cioè dello stile che potrebbe essere riconducibile a tante altre donne. Per dire. Va bene, ciao. Grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Allora, sentiamo questa valle dedicata a mia cognata.
Sentiamo di Bruno Zocchi, Mar, glossario. Intevedis, intenderebbe intiepidire, levantin, levante, e brisa, brezza. Dunque, mar. Una aveva amata di vedere il mar, quell'onda che la ven e ingurda la si sconfund con l'onda che la va. La bui, la sbat, la giuga con tissas, la si invaghis della riva, frissando giosa, piena di vita. La ven, la va, la ven, la va, de sura il suo imbriacante luz, l'intevedisce il levandin d'està. Ah, che brisa, che di meraviglioso! E là, al largo, tras berlusi dell'acqua, si vedono quei barchetti immobili de lontan. La luz tremolant sull'onda, la si disperde in tanti massi d'argento. Prima di chi, dopo di là, quasi l'è un gioco d'acqua e di luce. Tanta voglia di vedere il mare, sentì rimvelà ed improvviso vedere il negro furioso, poi quietarsi un momento e diventare di nuovo una furia grande. E il rebù di onda, una sull'altra, che morde nella sabbia con un busà violento, sentì il vento fischiare dentro i orecchi che intronen, sentì spassare con forza tutta la riva, per poi svanire lontano. E sentiamo una telefonata. Prego. Allarico? Sì. Ciao Allarico, sono Antonio. Dimmi Antonio. Bentornato. Grazie, molto gentile. Anche se ho avuto dei problemi di salute, prima delle vacanze ti ho sempre seguito finché c'era il programma. Sì, benissimo. Ecco, e niente, sono contento e siamo contenti tutti che sei ritornato, hai ripreso la trasmissione e volevo mandare saluti alla signora Carla perché la seguo sempre, la Carla di Vigevano. Ecco, la seguo sempre, l'ho sentita anche stamattina all'inizio del programma. E la Lia Moretti. Ecco, la Gabriella Monti, perché Gabriella Monti, benissimo. Ecco, saluto tutti gli altri. Saluti tutti e aspetti qualche canzone te. Metti se c'è qualcuno dei gufi, mi va sempre bene. Qualunque canzone dialettale, anche se mi sono terrò. Va bene. Il milanese. Va bene. Grazie. Saluto. Ciao. Allora dovevamo far sentire forse della musica, mi sembra. Sì, Alba sul mare di Marletta Sopranzi.
dialetto milanese, leggerò il volo della rondine. Osserva della rondine la danza che nell'azzurro telo lei dipinge. Osserva il suo moto, l'eleganza che a seguire la musica la spinge. La musica per lei compone il vento che passa lunga dita tra le foglie degli alberi e dopo un sol momento, felice per la danza, lei raccoglie. Ma pare dolce ora il suo volteggio, lassù fra cirri e un sol velato, le ali sue descrivono il solfeggio del canto che natura ha creato. E sentiamo la telefonata. Prego. E un bel ciao fra cielo e mare. Da? Fra cielo e mare. Benissimo. Sono Valeria, ciao. Andiamo. Vedi, non sentire più la tua voce. Io, a dire la verità, volevo quasi telefonarti ieri, ma purtroppo il tempo vedi. la dimenticata. Comunque, ho piacere di aver sentito la tua voce. Finalmente è tornata la domenica, perché non è domenica senza di te. Allora, ti dico subito al volo, ho trovato quella poesia di padre Arnal, non so, adesso non ricordo più, l'ho trovata ieri e allora ho pensato. L'hai chiesto a Sant'Antonio, vero? Beh, non so, non mi ricordo più se era Sant'Antonio o San Giovanni. San Giovanni fa mica di inganno. Grazie Valeria, grazie. Quando è che torni a Milano? Non lo so, guarda, c'è un sole e un mare meraviglioso e poi posso ascoltare anche qui Radio Padania. Meno male. Va bene. Grazie della telefonata. Grazie Valeria. Ciao. Sì, è in mare lei. Va bene, allora qui adesso non mi ricordo più. Ecco, ho letto la poesia Rondini e sentiamo di John Barry, La mia Africa. Di Attilio Boggiali, un quadro. Voglio dipingere in quell'angolo di bosco
le cose che ho veduto, il silenzio provato e la pace d'intorno. I pini a me vicini, luminosi nel sole, e il profumo di resina e di legno. Voglio dipingere i fiori semplici che nascono nel muschio, folto e morbido come un tappeto, e gli innumerevoli insetti, padroni del prato. Voglio dirvi quanta pace ho sentito mentre l'aria scherzosa giocava al suo venire con le erbe più alte e i fiori leggiadri come un saluto. Dal mio posto gentile la valle scendeva sino alle case dove i tetti d'ardesia brillavano nel sole del chiaro mattino. Il monte saliva in un'erta non faticosa e i vari toni del prato erano pennellati di diversi colori dove le ombre si alternavano a lasciar posto al sole. Il cielo era pulito, senza una nube, a completare la meravigliosa pace. Mi sono accorto che mentre leggevo la poesia ho cambiato il tono della voce. Ma vabbè, insomma, questa qui è la diretta, Mentre la voce de vos. De buon. Allora, sentiamo di Candiani Merli, Colori. Voglio concludere con una poesia spiritosa. È dell'amico Scurati, vicepresidente dell'Accademia del Dialetto Milanese. Io in questo periodo sono stato un po' depresso, perché è vero, per la mancanza di mia cognata, che per me era non solo il braccio destro, il braccio sinistro, perché con lei
Allora mi tenevo la contabilità, mi seguiva nel fare la scaletta delle poesie. Quando andavo in montagna, adesso non posso più andare perché avendo avuto l'infarto preferisco aver dietro sempre qualcuno che mi protegga, insomma. E allora, ma purtroppo tutti mi dicono: ma dai, oramai è passato 4 mesi, devi lasciarti andare, la vita continua. E vabbè, purtroppo è la verità. Speriamo che passi fretta. Io ce l'ho sempre nel cuore, ma però la vita continua. E allora leggerò questa poesia dell'amico Marius Curati, intitolata La Scorlera. Vuoi passi in galleria curiosà, le piene de nostrane foreste, gen che cicciara e fa gasaghè, e di pilati in gira giangianà. Mi passa innanzi una tusa, le un belè, do gambe i dris pedan sur il geneuc, guardala, le un piacere per i meuc. In sciu decis, adesso che vuoi adre. Alta, ben fada, e che manca niente, scarpet düster, i tac parengugit, lavar di ben e schisci i meugit. Vedi in di calzet un inconveniente. Dal so calcan partì su una scorlera che pian piano la e le rampega, la su drissa senza fa una piega, e mi che vuodre e volentiera. Sulla cavigia adesso alle rivada, ma la va innanzi, la se ferma minga, le fina, le sottila, me una stringa e la seguita fa la sua scalata, che correrei con gli occhi, la molinò, adesso le sui pulpasci, al lui ben fa, la fa un po' di fatica rampegà, la buffa un po', ma la va su anche a mo'. Ormai le sparrida, e diceria che la rampega sui verso il garun, sotto la soca quasi un'emozione, la vedi stessa, con la fantasia. Ciao scorlera, veloce e maliziosa, mi piacerebbe essere in te, un'illusione che godi di per me, te sognerò stanotte, mia bella Tusa. E concludiamo con una canzone di Bracchi Danzi, Ma le gambe. Nel salutarvi voglio solo dirvi che domenica prossima si va a Cittadelle, perciò cari ascoltatori, domenica non mi sentirete, riprenderemo fra 15 giorni. Col solito saluto, ciao ciao ciao, vi saluta Alarico Zeni.